Bastardi! Giovis di merda, ruba pensioni! Buonasera anche lei, caro Dante. Ma perché non andate a dormire a Porsai West che già le vide io la branda qua dietro ogni volta mi alzo come se mi mettessero il trapano nelle narici! Ma perché lei silenzio! la branda qui dietro verso il cantiere qua vicino, tra l'altro? Muto devi stare! Allora, lei è qua per quale motivo? Allora sono stufo di sentire musica. Cos'è qua? Il rapis? Come Rapis? fanno la beatboxing? Cos'è? Una volta la banda! La banda ai miei tempi c'era la banda e basta. E basta, non Che c'era nient'altro. sfortuna! C'era la banda. Lei suonava? Suonava qualcosa, lei? Eravamo in tre. Sì. Io, Giovannin, Carletto e Ganno. Ganno! Ma qua, a parte che siete in 4. Ganno. Bravi, suonare. Ma scusi, no, voi avevate una band in cui un componente si chiamava di nome Ganno. Ganno. Figlio di Pin. Pin. Pin, no Pino, Pin. Lei era Ganno e Pin di Ravascletto. Ora sì. E veniva. Cosa ridi? Scusi! E Ganno veniva da Ganno. Ravascletto per suonare a Udine. Sì. Che non c'erano i mezzi automobilistici. Ovo via. No, allora Dante. Faceva Lussari. Ravascletto, totalmente. Udine, ma mica dentro l'Odovia. Dove? Sopra sulla carrucola, appeso Vabbè, perché non con l'asciugamano. non faceva fermata. Come Rambo! Non faceva fermata a Ravascletto. Lui arrivava a Udine In bomba, in bomba. Arrivavamo in 6 a fermarlo. Sì. Fermarlo che arrivava sparato. E arrivava a Udine. Infuocato quasi dalla velocità. Per far cosa? Per suonare? Per fare le Per prove? fare cosa, suonare. E non c'erano mica strumenti. E come facevate? Le trombe e i tromboni di terracotta. Dove lo stampo? Tutto il resto fatto di budello. Ovviamente. Ma Dante, quindi La Sì? bacchetta del direttore. importantissima. La bacchetta ce la faceva prendere a noi giovani. Si No. andava nel cimitero. No. Si apriva il tombino, No, il tombino. e si tiravano fuori tendini umani. Bacchette di tendini. Che è la prima cosa che vede composizione. Quella era musica. Musica sana. E voi andavate a suonare, poi suonavate assieme. Fare festa, giovani, Oh. no? Che Dove- ballavano e una volta, mica come voi, cagoni! Perché? Noi suonavamo col cuore, con l'energia, la voglia di cambiare. Senza no? paure. È arrivata una volta la polizia. Ah! Usa dati coi manganei! senti che eco! Sfoderati come sciabole, no? Alzano! E tutti noi, la banda intelligenti, Sì? girati di schiena, fatto un passo indietro e ci siamo messi dalla parte della polizia. È rimasto solo uno davanti che diceva: cosa fate? Chi? Pirla! Chi? Ganno! Cioè, E tutti gli abbiamo iniziato a dar giù manganellate! A cacciare i denti! ma l'avete tradito? Avete tradito il povero Ganno che è un vostro amico per salvarvi voi. Io pensavo di essere suo amico. Nel momento in cui mi serviva una scappatoia, mi sono alleato col demonio come Iscariota. E va bene così? Come va bene così? Va È bene un comportamento vile. Ma vergogna, lui contro le istituzioni si mette! Ma cosa fa? Ma guarda, io invece seguire la società, i dogmi, questo va bene! Le istituzioni, lui! Sai cosa ho fatto anche? Cosa? Sono andato a casa sua da sua moglie, gli ho detto, Lei quanti anni aveva, scusa? lui era sposato da quando aveva 14 anni, Quindi lei ha 14 con sua moglie. Adesso lui è ancora in prigione!
bene! Da quella volta. In galera il bastardo contro l'istituzione! Da 60 anni. Da 60 anni! E lei è andato da sua moglie E quella gli ho volta. detto, guarda che Ganno si è messo contro la polizia perché suonava forte. E a quel punto lei si è arrabbiata, ci siamo sposati e abbiamo 4 bei figlioli! Che bastardo, Dante! No, ma lei è cattivissimo. Lei è un... No! È Ganno! diciamo- la merda! diciamo- Contro l'istituzione! Diciamo anche il nome dei figlioli, almeno per salutarli, anche se è un momento così triste. Allora, uno si chiama Ganno, No! No! No, non voglio neanche sapere gli uno altri. Dante Junior Ovvio. e gli altri 2 sono senza nome. Che pigrizia! Che pigrizia! Allora, Non si può. Cosa? Io ho fatto il bene della società. ma lei ha tradito Io ho il miglior de- amico. Io quando vedi Lei ha il tradito- mondo premia chi si mette dalla parte del potente, dell'istituzione, che se istituzione saprà qualcosa, no? Infatti quando passo mi stringono la mano. Bravo Dante! Mi hanno dato una targa dorata! Lei è un personaggio stimato in paese. Stimato? E Ganno? In galera! In galera! E con gli sputi anche degli Ma altri. Ganno però è una vittima. Ganno è... Io sono la vittima che ho dovuto accudire sua moglie per 40 anni! Signori, direi che Basta, direi- basta. Cioè, siamo al culmine, nel momento in cui gli applausi vengono rivolti Regalati. al male in persona, signore e signori. E allora io direi che per questa puntata del Chiastrons Live Show è tutto.